500 € a testa. Capelli increspati dal sale del mare, le tue rughe son belle, io ti amo così. E poi viene la sera, ti ritrovi giù in piazza, bancarelle, torroni e sorsate di fresco e i costumi danzanti tra le grida dei bimbi. Poi c'è Alberto che canta e i pensieri van via. Sei che farai per tornare come eri, tu regina del vento, pura vera, dentro l'anima mia, tu cambiata non cresci, la tua voglia di fare l'hanno chiusa là dentro, in quella torre sul mare. Per fermare i tuoi figli con quell'ansia strana che si portano dentro. Se conosci amore, stringili al tuo petto e vedrai che Corrado un giorno tornerà. Tornerà perché troverà comprensione, un lavoro sicuro e una tavola grande. Mangerà con gli amici che non l'hanno scordato, solo allora il tuo mare ti potrà bastare. Ma il tuo mare è bello, la tua sabbia brucia ogni volta che torno, è sempre così. La mia rabbia svanisce nel vedere te, con il viso truccato dall'estate tua, aspettando settembre, prima o poi verrà. Tu fai finta di niente mentre bevo il tuo vino, io ti guardo ancora e ti amo davvero. Buonasera a tutti, più forte e più bello l'applauso! Siete inquadrati tutti, meravigliosi amici di Muravera e non solo. Un applauso per Roberto Tangianu. Buonasera a tutti, ben trovati e un applauso a Giuliano Marongiu che ancora una volta
Con Muravera questa canzone ci ha dato la possibilità di entrare nel vivo, nel cuore di una manifestazione, Giuliano, che anno dopo anno acquista sempre più forza, acquista sempre più successo. Un comune che valorizza un intero territorio e poi quel senso dell'ospitalità che ancora una volta ha accolto a Muravera tantissime formazioni che sono arrivate da ogni parte dell'isola, ma soprattutto quell'orgoglio identitario che nella giornata del 28 aprile si respira con una forza maggiore. Quindi un applauso per Sadia d'Esta Sardegna e un applauso da Muravera che per un giorno diventa capitale delle tradizioni popolari della nostra isola. E lo diventa per la 50ª volta perché quest'anno l'evento nell'evento. 50 edizioni. Nel 1961 la prima, poi c'è stata qualche pausa, però oggi si contano appunto 50 appuntamenti nel segno della tradizione, nel solco di un tracciato che ha portato qui nel Sarrabus, in questo cuore che è Muravera, le più belle espressioni dell'isola. E noi iniziamo subito stasera con Sassari, il gruppo folk San Nicola, 2007 anno di inizio, offrono il nome del patrono della città e tutto ciò che hanno in serbo per noi. Vedo Luca Schiru all'organetto, applauso per il gruppo folk San Nicola di Sassari.
Gruppo folk San Nicola di Sassari, vi ricordiamo che il 12 di maggio c'è la 73esima edizione della cavalcata sarda in diretta da Sassari, ma già il sabato sera ci sarà un grande evento con Sassari in festa, quindi saremo noi vostri ospiti e stasera siate felici di essere stati così ben accolti, anzi vi congediamo col vostro tamburino, lo chiamate così, sassarese, con questo suono che accompagna l'uscita del gruppo folk San Nicola di Sassari. Grazie davvero e grazie ai suonatori, un abbraccio forte con l'applauso della piazza.
E questo era il suono del tamburino di Sassari, estemporaneo così al finale, giusto per regalarci una nota. E quindi appuntamento il 12 a Sassari per la cavalcata. Siete tutti invitati, continueremo a fare festa all'insegna delle tradizioni popolari di Sardegna. Ma noi il nostro viaggio lo continuiamo qua, ora a Muravera, perché da Sassari ci spostiamo in un'altra regione storica della nostra Sardegna. Ne ha parlato il Wagner, il nuraghe, la chiesa di Santa Barbara e poi i passaggi di cultura che ritrovano anche i versi di una poesia con Melchiorre Murenu. Melchiorre Murenu, uno dei più importanti poeti dialettali, e ovviamente il gruppo folk dà il nome a questo nuraghe, che è un po' uno dei simboli del territorio di Macomer, il gruppo folk Santa Barbara. Un applauso forte per gli amici di Macomer, eccoli qua. Bentrovati anche a loro, protagonisti della sfilata nel corso della mattinata, Giuliano, che è stata davvero accesa dei colori delle tradizioni di Sardegna, dai suoni. E a proposito di suoni, è già pronto con il suo organetto un altro maestro di questo strumento, un virtuoso. Lui arriva da Sarule, però i suoni in questo caso li intreccia per Macomer. L'applauso lo facciamo anche a Peppino Bande, che è diventato zio poche ore fa di un maschietto. Quindi tanti auguri a Peppino, ovviamente ai genitori. Auguri a Noemi e a Marco, il mondo della musica che si arricchisce sicuramente di altri sorrisi. Passos Marghinesos, il ballo che ci regalano gli amici di Macomer. Santa Barbara, l'applauso da tutta Muravera per questa 50ª edizione.
Passos Marghinesos. Prolungatelo questo applauso, inquadriamolo, perché ci fa piacere che questo entusiasmo, questa energia arrivi fin laggiù. E ovviamente salutiamo Macomer, lo facciamo con 2 note, ancora accompagnate da Peppino Bande. Gruppo folk Santa Barbara. E questo, insomma, come inizio non è male. Abbiamo scelto proprio dei ritmi sostenuti e il nostro sarà un vero e proprio viaggio in Sardegna anche nel segno delle danze, dei balli e dei canti che andremo a presentare. E noi ci spostiamo da un'altra parte della nostra isola di Sardegna, quel capoluogo di cultura, di tradizioni popolari, la città del Redentore, la città che si affaccia dal Monte Ortobene in quel sentimento e spiritualità appunto legata alla religione, ma anche a quel trasporto che custodisce nella piccola Atene di Sardegna le tradizioni autentiche della nostra isola. E Sarbore è il nome della formazione che stasera ospitiamo e accogliamo. E Nuoro davvero è il cuore delle tradizioni popolari, perché lì poi c'è uno dei grandi eventi di Sardegna. Ecco, Muravera apre, no? Nella primavera la stagione delle feste e poi nel cuore dell'estate, ad agosto, si onora la festa del Redentore. E loro di questa città sono abitanti e questa sera anche ambasciatori. Il gruppo folk Sarbore di Nuoro, eccoli qui. Giuseppe Ladu è ben accolto e ben trovato con il suo organetto su Dillu e il ballo che loro ci regaleranno. Ancora un applauso e ancora la magia di un ballo. Nuoro.
la pubblicità. C'è la pubblicità. E questa è un'inquadratura meravigliosa dei primi piani delle componenti e dei componenti del gruppo folk Sarbore di Nuoro. Ancora un applauso forte. Se vi sta piacendo lo spettacolo, fatevi un bel applauso, forte e bello. È un panorama, quello che si vede da quassù, che vi assicuro è invidiabile. Dopo, uno alla volta, vi faremo salire sul palco per guardarvi da qua, perché merita tutto questo. Giusto, Ruby? Assolutamente sì, ci danno dei segnali dalla regia, ma noi siamo pronti per accogliere l'altra formazione. Quindi l'applauso per il gruppo folk di Siurgus Donigala, protagonisti di questa 50ª sagra degli agrumi a Muravera. Volevate fare un passaggio in avanti per salutare gli ospiti? No, rimanete lì. Allora, Ignazio Mura è già pronto con il suo organetto. Giuliano, noi ci prendiamo ancora un respiro prima di iniziare la nostra presentazione. Siamo in diretta ancora da Muravera e il gruppo folk di Siurgus ancora una volta rappresenta la sua comunità, questo paese che riguarda la regione storica della Tregenta, granaio di Sardegna, che tra le emergenze archeologiche ovviamente ritrova una parte della sua storia. Questa è una rassegna imperniata prevalentemente sui balli della tradizione. Pensate che la prima testimonianza scritta riguardante il ballo sardo si trova nel Sinodo di Torres del 1552, dove si stabilisce il divieto di ballare all'interno delle chiese, usanza sarda, testimonianza da riportare attraverso la voce di tanti studiosi. Quindi in quel momento si stabilisce una nota storica per cui si deduce che le danze appunto si svolgevano addirittura all'interno della chiesa, e quel divieto segna proprio la prima testimonianza scritta del ballo sardo. Sono passati un po' di anni e stasera ci ritroviamo a Muravera e credo che sia Sannanza il ballo che loro hanno scelto per noi, con Ignazio Mura. Applauso.
Aspettate un attimo, Qual era il ballo che volevi fargli fare? Ballittu, facciamo un po' di ballittu? Dai, un premio, va bene. Usciamo con questo ballo qua. Ballittu Siurgus Donigala. Ignazio Mura, che ritroveremo nel corso di questo evento. Questo palco è una sorta di campo sportivo, solitamente abbiamo spazi ristretti, Muravera ci regala una piazza immensa e un immenso palcoscenico, quindi possiamo fare tutto quello che vogliamo stasera qua. E possiamo ricordare anche che tra poco saranno loro i protagonisti di questa serata, perché con i balli in piazza questa piazza appunto si trasformerà nel vortice di un ballo. Però l'applauso fatelo più forte in questo caso per un'altra formazione che arriva da Ozieri, con Carlo Arras all'organetto, che avrà modo di accompagnare un ballitto, un altro centro ricco di tradizioni, quella capitale di un centro storico che abbraccia tante feste che abbiamo avuto anche la possibilità di visitare e di raccontare. Parliamo di Ozieri, la perla del Logudoro, ovvero il centro più grande di quella parte di Sardegna e depositario di culture che ovviamente hanno lasciato traccia, un territorio ricco di vestigia archeologiche. E poi mi piace ricordare anche un sapore, perché Ozieri è la patria dei sospiri, e sono questi dolci così particolari che veramente voi impreziosite con quella ricetta che sa d'antico ma che rappresenta un gusto senza tempo, come il ballo che andranno a rappresentare. Carlo Arras l'abbiamo già salutato, su Ballittu è un altro ballo che accomuna tanti paesi della nostra Sardegna e noi avremo modo di vederlo interpretato dagli amici di Ozieri.
Sentite che applauso per voi stasera. Continuatelo. Che vi devo dire? Comandate voi. Ozieri, Beata Vergine del Rimedio. Noi ogni volta che abbiamo occasione di parlare a telecamere accese ne approfittiamo, perché ci sono tante persone che ci seguono in posti lontani, che magari non riusciamo nemmeno ad immaginare quali possano essere, ed è un'occasione anche per invitare tutti a visitare i luoghi che loro rappresentano e dei quali sono testimonianza. Quindi anche Ozieri vale più di una visita, perché c'è tanto da scoprire, da vedere e da apprezzare, compreso il ritrovare loro che escono a suon di musica, gli amici di Ozieri. E salutiamo anche Carlo Arras che li ha accompagnati. Invece a Carlo Giua io devo chiedere di seguirmi, perché adesso io mi metterò di spalle rispetto a voi, perché vorrei fare una presentazione da qua, inquadrando anche loro, così possiamo allestire un attimo il palco, perché ci serve in questo momento preparare la scena per introdurre due musicisti che dialogheranno con i rispettivi strumenti. Il Sarrabus, Muravera, i centri del territorio, di un suono ne hanno fatto tesoro, ed è quello delle Launeddas, perché qua, in questa parte del territorio, sono nati i rappresentanti più autorevoli. Mi piace ricordare in questa circostanza Aurelio Porco, Efisio Melis, Antonio Lara. Mi piace salutare con l'applauso della piazza Luigi Lai, che ha oltrepassato la soglia dei 90 anni e suona meglio oggi di quando ne aveva 20. E le Launeddas saranno protagoniste anche di questo inserto, con una particolarità, perché il dialogo andrà ad intrecciarsi col suono dell'organetto. E qua sono davvero due i talenti che avranno modo di dirsi delle cose attraverso la musica, e sarà suggestione pura. Credo di farvi uno dei grandi regali di questa serata con Roberto Tangianu e Peppino Bande.
Peppino Band, un applauso forte, e Roberto Tangianu. Quando la musica parla la stessa lingua e quindi si trova, seppur con sfumature diverse che gli strumenti danno per propria connotazione, a disegnare un unico paesaggio. Abbiamo voluto definire proprio la loro esibizione paesaggi sonori, perché loro interpretano una musica che si vede. Se tu chiudi gli occhi, attraversi una Sardegna che loro riescono a rappresentare, quella di sempre, ma anche quella con nuove sonorità. Quindi ancora un applauso a Roberto Tangianu e a Peppino Bande. Liberiamo il palcoscenico e teniamoci pronti, perché adesso Carlo, come mi dirà, può applaudire il pubblico, io posso presentare gli amici che sono già in posizione. Me lo devi dire tu. Intanto facciamo un saluto a lui e a tutta Sardegna Live. Ecco. 2. Muravera, la 50ª sagra degli agrumi. Avete visto che loro hanno guadagnato l'ingresso per dare subito sfoggio della bellezza che indossano, ma non solo con l'abito dell'appartenenza, ma con la storia di cui sono portatori. Intanto li salutiamo subito, sono i componenti dell'associazione culturale Battos Moros di Oliena. Un applauso forte, eccoli qui. Antonio Puzzu sarà la voce antica che andrà a dettare quei ritmi suggestivi del Sudurdurinu, che è una delle danze di Oliena. E Oliena è stata visitata nel tempo dai tanti viaggiatori che hanno varcato il mare. Pensate che nel 1881 anche un giovane diciottenne, allora, Gabriele D'Annunzio, si trova al di là del mare, a Civitavecchia, per accompagnare due amici che avrebbero dovuto fare un piccolo viaggio in Sardegna. Loro lo convincono all'ultimo momento a prendere insieme quel traghetto che li avrebbe portati fino a Terranova, così si chiamava Olbia in quel periodo, e iniziano a scoprire una Sardegna, e negli occhi del poeta poi rimane forte la sensazione dei luoghi che ha attraversato, descrive Villa Cidro e altre località, ma le pagine più belle le riserva proprio ad Oliena, che saluta come patria dei rimatori, delle ricamatrici, e poi quel nepente che da allora tutti conosciamo come il nettare degli dei, perché fu il nome che D'Annunzio diede a questo vino, liquore, a questa prelibatezza di Oliena. Allora Durdurinu con gli amici di Oliena, Antonio Puzzu e Battos Moros. Davide accompagna in desar casa, Davide accompagna in desar casa, a balla du de usinono, a balla
Sinderi de mi colma su segno, quien se sterilidad de la puni, dolor, 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 dom. Quien se sterilidad de la puni, morta es que na brutor de amor. Homero quiso sus ordes saber, ha cantado esa grega gente antigua. Dolor, 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 dom. Homero quiso sus ordes saber, Homero quiso sus ordes saber, ha cantado esa grega gente antigua. Nara che custa gente in festa uni, divertiada poi de sabati, dolor, 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 dom. Divertiada poi de sabati, divertiada poi de sabati. E de ballare tenia nau, in onore saua e de si spi. Dolor, 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 dom. Forse sos primor ballos andi fu, forse sos primor ballos andi fu. Forse sos primor ballos andi fu, in onore de cerere deba, o candan vistu ballen de subu, dolor, 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 dom. O vorzis che brinquen dentro sua, o vorzis che brinquen dentro sua, Jesús a que duzu castigado, Jesús a que duzu castigado, dolor, 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 dom. Poliena, Antonio, non andare via perché ti voglio fra un attimo. Volevo farvi notare, ma anche con piacere, i visi di questi ragazzi. Sono giovani che viaggiano intorno ai 20 anni, poco più, poco meno, forse meno. Quindi sono giovani che probabilmente ascoltano tanti generi musicali, anche quelli ovviamente che vanno per la maggiore adesso, che sono molto diversi da questo ritmo che hanno appena accompagnato con un ballo senza tempo.
ma la bellezza e il merito che va riconosciuto a questi giovani è che grazie a loro le nostre tradizioni hanno ancora un futuro. Per questo li dobbiamo applaudire e apprezzare. Antonio, vieni. Antonio Puzzo io l'ho conosciuto credo un bel po' di anni fa, ci siamo visti nelle incursioni televisive in piazza Oliena, in altri centri dell'isola, e lui è un difensore giustamente della lingua sarda, per cui vorrei che lui questa sera portasse attraverso la sua voce il saluto in lingua a tutta la comunità presente e anche a quelli che ci stanno guardando da lontano. Istinande prima questa è la 50ª edizione. Ecco, dopo rompere in 21 anni siamo sicuri, quindi a 20 anni a me a mi piedi in costume e a 20 anni a voi a essere in cui a rinnovare questa esta. Grazie di ospitalità. Un saluto umano a Giorgio Fanni, ne approfitto per Michele salutare su un panzo mio. E este, tu ieri menzionavo. Un panzo d'engoi, di Muravera. E gli mando un saluto da su parco ufficialmente. E a 20 anni a tutti, sabito. Per Borbarde. Dio vi guardi. Antonio Puzzo, allora vi abbiamo tenuto sul palco perché adesso con Cristian Calaresu vogliamo regalarci un altro frammento del repertorio di danze di Oliena. Ci sono centri in Sardegna che hanno proprio le loro danze, che si rappresentano solo lì e non altrove. Altre formazioni non le adottano nemmeno perché sono anche rispettose di questa titolarità, di questa esclusiva che la storia ha assegnato a loro. E in questo caso è Sarciu, e quindi con gli amici di Oliena, Cristian Calaresu, applauso. Lo stacco il cavo allora. Che lo tocco un po' più lontano.
Grazie Christian e grazie agli amici di Oliena che congediamo con un bel applauso. Battos Moros. La forza delle tradizioni che abbraccia i giovani di questa Sardegna, che si raccontano attraverso la nostra cultura, attraverso la nostra musica. Penso che questo sia il segnale davvero più bello. Tra poco ospiteremo un'altra formazione, caro Giuliano, su questo palco che arriva da un altro centro della nostra isola. Il nostro viaggio leggeri sulle ali di una Sardegna che ci regala soprattutto emozioni prosegue in quel di Muravera, e ora sarà come immergersi in un centro che racconta anche attraverso la fede quello che è un percorso che loro ritagliano davvero da tanti anni, perché Sant'Ignazio a Laconi è il padrone in qualche modo che regala a questo centro la denominazione di Piccola Assisi, un centro che ritrova al suo interno tanti centenari e un centro che si racconta anche attraverso il volto di questi ragazzi che con il sorriso guardano con forza e con determinazione alle tradizioni popolari. Hai parlato di centenari e proprio qualche giorno fa si è spenta una luce meravigliosa, 105 anni, zio Agostino. Noi lo abbiamo conosciuto lo scorso anno perché documentiamo col nostro lavoro, con le nostre telecamere, anche la festa di Laconi, di Sant'Ignazio, e da lui abbiamo raccolto questa voce che aveva attraversato il secolo. Lui aveva fatto il postino come attività, quindi era entrato in tutte le case, ha visto tante generazioni. Quindi pensate quella memoria così lucida fino all'ultimo giorno, come ha potuto testimoniare anche la crescita nel tempo di Laconi e di come questo cammino di fede sia andato intensificandosi negli anni, proprio sotto l'alone meraviglioso, la protezione, come hai detto tu, di questa figura. Ma loro sono qua per ballare. A Francisco Lai hanno dedicato il nome del progetto che portano anche su questo palco con la danza. Vedo già Ignazio Mura pronto, applauso per Laconi.
Ignazio Mura e l'applauso più bello e più forte per il gruppo folk Francisco Lai di Laconi. Grazie per i momenti che ci avete regalato. Giuliano, noi siamo qua al centro, così Ignazio potrà puntare ancora di note con il suo organetto alcuni passaggi di ballo e a voi il piacere di una ruota che congeda, in questo caso, la formazione di Laconi. La grande bellezza che riguarda le nostre tradizioni, i giovani che li interpretano, e poi avete visto gli abiti tradizionali indossati come se fossero dei veri e propri gioielli. E nel corso della sfilata di questa mattina gli occhi si sono concentrati e si sono sgranati in qualche modo al passaggio dei colori di Samugheo. E dovete sapere che un quotidiano di Napoli di tanti anni fa ha dedicato la sua copertina alla principessa Mafalda, che indossava proprio l'abito da sposa di Samugheo. E noi con Samugheo, in questo caso con il gruppo folk San Sebastiano, accogliamo questa formazione. Ben trovati ancora una volta, benvenuti in questo caso a Muravera. E ci allarghiamo proprio per salutare la formazione di Samugheo, per consentirvi di ammirare le particolarità dell'abito tradizionale, i suoi colori, le forme, il copricapo femminile che davvero lo si riconosce subito tra i tanti di questa Sardegna che adorna i visi delle donne. E Samugheo è forza. Stamattina è stato rappresentato anche dalle sue maschere tradizionali, abbiamo parlato di Amaimone. Le sue tante associazioni difendono con rigore e schiettezza le tradizioni e stasera lo faranno attraverso due inserti del repertorio. Credo Sorrosciada, che è il ballo tipico di Samugheo, come Samughese, e anche la danza che va a seguire. Non mi ricordo il nome di quel ragazzo là che li accompagna, ma chi sarà mai? Anche perché lo ritroviamo ancora una volta. Lui arriva da Ozuni, un altro paese della nostra isola, un piccolo centro che si racconta anche attraverso di lui, che è protagonista delle nostre tradizioni, della nostra musica. Ignazio Mura.
Sei stato bravo, l'applauso questa volta lo facciamo a te. Ignazio Mura. Io vorrei che i prossimi amici entrassero senza presentazione, perché vogliamo far loro la presentazione quando sono qua sul palco. Intanto voi applauditeli e fidatevi. Un bel applauso forte. E poi decideremo noi quando presentarvi. Giusto? Anzi, facciamo così. Se Carlo fa un segnale come fa sempre lui, un ordine, come abbiamo fatto all'inizio, così verso il pubblico applaude e noi li presentiamo. Prima di quel momento non lo faremo. Va bene? Però possiamo pubblicare, possiamo salutare tutte le persone che ci stanno seguendo su Sardegna Live in diretta, perché la nostra diretta ovviamente continua. Il gioco vale anche per loro. Assolutamente sì, quindi salutiamo davvero tutte le persone che ci stanno seguendo da stamattina. 50ª Sagra degli Agrumi di Muravera, la festa delle feste che accende i riflettori in questa parte di Sardegna. Giuliano, prima ho detto Muravera per un giorno capitale del folklore, delle nostre tradizioni popolari. Muravera che ha accolto davvero tante formazioni e alle nostre spalle sono pronti altri giovani a regalarci un ballo. Un paese che parla di storia, il villaggio di Santa Cristina con il suo pozzo sacro, la chiesa e poi il nuraghe. E quel campanile che svetta e che ovviamente tutti hanno la possibilità di ammirare quando viaggiano lungo la 131. Se non ricordo male di San Teodoro, è corretto? Ma certo, guarda che io studio e a volte mi ricordo anche le cose che studio. Di fatto non potrei mai sbagliare nel salutare il gruppo folk Wheelchair Real di Paoli Latino con un bel applauso da parte di tutta la piazza. Abbiamo parlato di Launeddas, abbiamo parlato dei suoni che accompagnano la nostra storia e la nostra musica, e al timone di questi suoni, quando accompagnano il gruppo di Paoli Latino, c'è un maestro, il re dell'organetto, perché Totò Chessa nel corso di tanti anni di studio, di ricerca, ma soprattutto di passione profusa anche ai giovani, è riuscito a costruire, ma soprattutto a scrivere tante pagine di storia della nostra Sardegna. Quindi un applauso per Totò Chessa che accompagnerà il gruppo folk di Paoli Latino. Sì, tra l'altro a Totò ne approfittiamo visto che è qua. Dopo magari chiediamo un assolo perché lui ricama con l'organetto la musica. Adesso invece metterai la sua arte al servizio di questo ballo. State attenti perché è il ballo di Paoli Latino, chiamato anche Suballus Astrobidas, che è proprio il disegno dei piedi che si muovono ed è una sorta di competizione, di sfida tra i maschi del gruppo a chi in qualche modo manifesta il miglior virtuosismo. Quindi sarà un ballo bellissimo da vedere e da apprezzare. Applauso per Paoli Latino.
Caricare la batteria. Paoli Lattino, pensate che l'anno venturo, nel 2025, loro festeggeranno i primi 25 anni di attività, quindi un quarto di secolo. Insomma, state cercando di inseguire Muravera per arrivare presto ai 50 anni anche voi. Ancora un saluto, un applauso per gli amici di Paoli Lattino. Senza musica questa volta, poi vi spiego. Ah, c'è? Puntuale Totore, allora vai. Vieni Carlo, di nuovo, guarda, ci possiamo spostare qua, non facciamo danni, vero? Fatevi un applauso, vorrei che vi vedessero tutti. Ecco, perché io ho molto rispetto di voi, che siete qua sotto un sole niente male, anche con delle temperature importanti, però a testimoniare il lavoro che la comunità di Muravera quest'anno ha posto in essere. Ovviamente quando ci creiamo questo spazio anche per preparare il palcoscenico, perché vuol dire che sta per accadere qualcosa al centro, e la comunità di Muravera sempre, ma forse quest'anno anche spinta da questa ricorrenza particolare, ha lavorato più del solito. E vorrei fare una sottolineatura per tutti gli abitanti di questa comunità, perché quando ci siamo addentrati nelle vie, in ogni angolo abbiamo visto una porta aperta, un cortile, qualcosa che testimoniava una produzione artistica, un sapore, un colore, insomma la voglia di allestire e di preparare la festa e di condividerla tutti.
ma l'applauso più importante lo vorrei fare a chi ha preparato le etnotraccas, vere e proprie opere d'arte. Quindi un applauso alle associazioni di Muravera e a quelle del territorio, perché hanno fatto un capolavoro. Ci siamo al centro del palco, non potevamo privarci di questa presenza e della bellezza della sua arte, il re assoluto dell'organetto. Un applauso per Totore Chessa. Non so se possiamo, senza far danni, sganciare. Si può? Perché vorrei fare una cosa. Allora, no, questo soprattutto, possiamo? Si stacca? Faccio io? Perché a volte fa quel rumore là, strano. Vieni qua. Goditi l'applauso di Muravera, è tutto tuo. Vai. Ho voluto farvi ascoltare sul ballo brinco, che è il ballo tipico di Irgolio, da dove io provengo in questa occasione, per accompagnare sia durante la sfilata questa mattina il gruppo di Paolo Latino, che sono dei miei amici storici che hanno fatto parte quest'anno di questa manifestazione importante in tutta la Sardegna. A metas annos. E tu non potevi mancare. Totore Chessa, grazie di cuore. Roberto, anche di questo il regalo. Assolutamente sì, un regalo importante, perché quando si parla delle nostre tradizioni ovviamente si parla di tanti giovani che indossano le vesti della tradizione, ma soprattutto la passione. Lo dobbiamo a persone come Totore, che hanno trasmesso questo amore verso la nostra cultura. E anche Luca Schirru ovviamente ha ripreso quel respiro, quella passione, grazie ai maestri di un tempo, che sono riusciti poi a trasferire tanto animo e tanta forza nei nostri giovani. Abbiamo parlato delle feste, Muravera che apre la festa delle feste, tra poco avremo Sant'Efisio, la cavalcata sarda, il Redentore, e tra le tante feste che scandiscono i passaggi dell'anno nella nostra isola di Sardegna c'è anche il matrimonio selargino.
questo antico sposalizio che è approntato con cura, nei dettagli, con quella preparazione che arriva dai giorni prima, perché loro curano tutte le parti della festa come il rito antico richiede che sia riproposto. E li accompagniamo con un bel applauso, gli amici dell'Associazione Culturale Chellarius di Selargius, una associazione che da sempre, anche grazie all'attività dei singoli componenti che praticamente non hanno mai avuto un inizio perché ballano da sempre e continueranno a farlo per sempre, portano avanti le tradizioni selargine. Però, Roberto, stasera io vorrei una persona qua al centro che di questa associazione è uno dei padri, dei fondatori, e oggi compie gli anni, quindi gli dobbiamo fare un bellissimo applauso e tanti auguri in piazza. Vogliamo onorarti insieme ai tuoi compagni di viaggio e vorremmo che tu portassi il saluto di Selargius e della tua associazione alla piazza di Muravera che vi apre le porte tutti gli anni. Intanto grazie Giuliano di questa opportunità, un ringraziamento a voi che ci avete accolto molto calorosamente sia stamattina nella sfilata che stasera, che ancora dovremo dimostrare quello che siamo in grado di fare. Giustamente ha detto Giuliano, noi ci dedichiamo quasi 365 giorni all'anno a organizzare appunto l'antico sposalizio selargino e quest'anno io vi invito, se ne avete piacere, a godervi una di quelle antiche tradizioni che vengono riproposte ogni anno e che è la seconda domenica di settembre. Quest'anno cade l'8 di settembre, per cui se avete il piacere di voler partecipare, di unirvi ai nostri festeggiamenti, siete tutti invitati e sarete tutti benvenuti. Allora vi invitiamo adesso a darci un'anticipazione di quello che avrete modo di rappresentare anche durante gli eventi a lato di questo antico sposalizio selargino. E ovviamente il ballo fa parte del festeggiamento, in questo caso del compleanno. Luca Schirru l'abbiamo presentato, bello e Sarroda. L'applauso per il gruppo folk Chellarius di Selargius.
Selargius, gruppo folk Kellarios. Luca, ovviamente ancora 2 note le regaliamo agli amici di Muravera per salutare con l'applauso, in questo caso un altro centro della nostra Sardegna che avete avuto modo di conoscere anche attraverso il ballo. Grazie ancora Selargius. Grazie ancora a Luca Schirru, ho visto che volevi dire qualcosa. No, vedevo, sai che ogni tanto noi sbirciamo anche sul monitor che abbiamo a disposizione e vedevo proprio il primo piano di Luca che concludeva, insomma, il suo suono. Però, Roby, hai notato che ogni tanto mi metto di spalle? Vieni qua, se Carlo ci raggiunge, perché questo permette di preparare il palco. Quindi vuoi venire qua vicino a me, così inquadriamo il pubblico, inquadriamo noi. Vieni qui, Che mi fai? I sotterfugi? Cosa mi volevi dire? Perché l'hai vista la scaletta? Sì, ci sono loro adesso che dobbiamo preparare, quindi dobbiamo presentare Quindi chi ha da organizzato la manifestazione? Chi ha organizzato la manifestazione? Subito dopo. Quindi ancora una volta il paese che è stato esaltato da Gabriele D'Annunzio, ancora una volta il respiro delle tradizioni autentiche che ritrova dei giovani protagonisti. Dei giovani protagonisti da Oliena, col tenore Peppe Mereu. E quindi il canto antico è per voi, non poteva mancare in questa manifestazione che ha passato in rassegna tutti i colori di un'isola che si racconta attraverso il suono, il colore e il ballo, ma anche il canto a tenore. Un applauso per i giovani già al centro di Oliena, tenore Peppe Mereu. Vai e controlla di come vanno messi. Toglilo. Gracias, oh gentile Muravera, pro nos haber mandado gusto invito. Id ospitare
Sentile fiera, chi non ti manca fama come eri tu. Due casi in Sardegna za primera de saran su brubono iscuisitu. Gracias, gentile muravera, pronosa hermandad tu, hoy invito, bid ospitale, gentile neviera, chi non ti manca fama come eri tu, chi non ti manca fama come eri tu. Tu è casa in Sardegna, noi masa primera. Due casi in Sardegna za primera de saran su purponumi scuisitu de saran su patriana dia progusta sagra gida quimbantanos progusta sagra kira quimbantanos progusta sagra gida quimbantanos lode valentia progusta sagra gida quimbantanos serve stande con lode valentia. Que ni minores manos da cada luogo e de cada zenia pro divestare a ti e che na inganno. Ti confesso che mai capitato morerà di te vagar visita, ma quando so io stan ammirado entro su coro se resta iscritta.
Rosa chi serde un'urra di china, sino er finzione fabulosa, si non der finzione fabulosa, contra Venus Armenia, spinam bessi Susanne, bessi Susanne, partir de su mundo, a partir de su mundo, Zirende in Oriente, Zirende in Oriente, Zirende in Oriente, Portogallo, dai Isolanda, dai Isolanda, Minu Veso, grazie a Metasannos. Un applauso forte per gli amici di Oliena, torneranno per un secondo intervento più tardi. Mentre invece io porterei già al centro del palco gli amici che tra poco ci regaleranno una danza, perché torniamo adesso nel vortice, come dice Roberto, di un ballo dentro questo sviluppo coreografico che devo dire per loro è molto semplice, perché tengono fedeltà a quello che è il riscontro della piazza portato poi nel gioco della rappresentazione. Intanto li salutiamo con un bel applauso, sono gli amici di Villagrande Strisaili, gruppo folk San Gabriele, ma fra poco vi presentiamo come si deve, ma portiamo al centro tutti i nostri amici che adesso insomma avranno modo di salutare anche a telecamere accese su Sardegna Live e Videolina tutti coloro insomma che ci stanno seguendo da casa, in macchina, attraverso i telefonini, con tutto ciò che può essere lo spirito di divulgazione. Quindi qualche secondo, Roberto, vieni al centro, mi devi dare ovviamente una mano qua perché siamo davvero in tanti, quindi tu parti da quella parte. Carlo, quando tu alzi la mano vuol dire che io posso partire. 4, 3, 2, 1. Questo applauso è per voi che avete organizzato questa grande festa. Abbiamo più volte sottolineato anche durante la diretta della mattina l'impegno del comune di Muravera, della Proloco, dei giovani, di tutte le associazioni, e siamo qua questa sera per raccogliere, penso, anche le vostre sensazioni. Questa 50ª edizione è stata onorata come voi vi aspettavate. Lo chiedo a Matteo Plaisant, che è l'assessore alla cultura, al turismo, allo sport. Sono diverse le deleghe che tu hai e mi piacerebbe che portassi il saluto dopo l'applauso di questa bella comunità in piazza. Sì, grazie Giuliano. Prima di tutto vi porto i nostri saluti e poi a nome di tutti gli amministratori qua presenti vogliamo portare il saluto soprattutto del nostro sindaco che in questo momento sta attraversando un momento di difficoltà, ma è duro e quindi va avanti e noi siamo qui anche in sua rappresentanza perché la festa degli agrumi, la sagra degli agrumi e come hai detto tu questo 50° compleanno l'ha voluto fortemente lui e quindi noi ci siamo impegnati tutti dal primo all'ultimo per cercare di realizzare una manifestazione di livello, come sono sicuro che appunto sia accaduto proprio e la vorremmo dedicare proprio al dottor Salvatore Piu. Un bel applauso, tra l'altro stamattina è intervenuto durante la nostra diretta, ci ha sottolineato il fatto che per 14 volte da sindaco ha avuto modo
di dirigere, insomma, dalla sua passione questo evento. E poi l'ho sentito all'ora di pranzo, ho detto com'è andata, mi ha detto sono felicissimo, quindi in questo momento starà sicuramente guardando attraverso i teleschermi quello che accade qua a Muravera. Roberto, chi hai da quelle parti per carpire una sensazione? Ma io credo che il successo della Sagra degli Agrumi sia dovuto anche al fatto che le associazioni si ritrovano insieme. La Proloco, il Comune hanno coinvolto anche la consulta giovanile. Marco, tu sei il presidente di questi giovani motivati che con forza spingono verso le tradizioni di Muravera. Ti lascio il microfono per un saluto. Grazie mille. Ci tenevo a dire che noi come consulta siamo davvero felici di aver potuto partecipare all'organizzazione della Sagra e a dare una mano nel servizio d'ordine, ecco. Quindi ci tenevo a ringraziare i ragazzi che stamattina hanno dato una mano e voi per essere venuti qui. Grazie. Vedo anche Daniela da quelle parti. E c'è anche Daniela, la presidente della Proloco, tanto lavoro, tanta fatica, però questo risultato poi ripaga ogni goccia di sudore che è stata spesa. Certamente. Io vi ringrazio tutti quanti e ringrazio anche i miei collaboratori, ringrazio l'amministrazione e questo è il risultato. Sono contenta. Un grande abbraccio a tutti. Matteo, a conclusione di questo saluto, non so se hai una considerazione, un augurio, un saluto, un ringraziamento da fare. Giuliano, soprattutto dei ringraziamenti. Allora, ovviamente prima i miei colleghi che mi hanno supportato in tutte queste settimane e oggi soprattutto. Poi, come mi hanno anticipato Marco e Daniela, tutte le associazioni, i comitati spontanei dei cittadini, perché senza di loro tutto questo non potrebbe accadere, anche perché vi ricordo che la Sagra degli Agrumi non è solo la domenica, ma quest'anno abbiamo iniziato dal giovedì con tanti eventi collaterali e quindi fare 4-5 giorni di eventi collaterali per un paese di 5.000 abitanti è veramente, vuol dire che tutti si impegnano al massimo e di questo veramente dico grazie a tutti quanti. Poi non posso dimenticare, perché senza di loro tutto questo non potrebbe accadere, tutti i dipendenti comunali, in particolar modo ovviamente l'ufficio con cui collaboro, ma tutti indistintamente dal primo all'ultimo. E infine devo fare anche 2 annunci che sono fondamentali. Il sindaco mi ha rubato l'annuncio, lo scoop stamattina, però lo perdono. Purtroppo, vabbè, è il sindaco, posso chiudere un occhio. Quindi vi aspettiamo fra quasi 365 giorni, perché il 51esimo compleanno della Sagra degli Agrumi sarà il prossimo 27 aprile. Ma in ogni caso la Sagra degli Agrumi non finisce questa settimana, ma in collaborazione con le associazioni di Costarrei il prossimo weekend, il 4 e 5 maggio, ci saranno appunto un weekend importante a Costarrei, quindi vi invito tutti a partecipare e a recarvi nella nostra bellissima località turistica. E l'altro importante annuncio è quello di Maskeras, che sarà il prossimo 8 agosto. Quindi un'importantissima festa, il nostro carnevale estivo, che anche lì raccoglie decine e decine di migliaia di turisti. Vi aspettiamo appunto l'8 agosto. Ma non ultimo per importanza, però devo fare un plauso e veramente un grandissimo ringraziamento sia a Giuliano, che anche oggi si è dimostrato un grandissimo professionista, e poi alla Sardegna Live, tutto lo staff di Sardegna Live, quindi Roberto Tangiano, Cristina, tutti quanti, perché queste manifestazioni possono realizzarsi anche se sono accompagnati da tanti professionisti come siete voi. Grazie davvero, questo era un momento doveroso. Ovviamente riprendiamo lo spettacolo. Come si chiama tuo figlio? Antonio. Antonio, che oggi mi pare avevate una festa in famiglia, altro che 50 anni di Muravera. No. Infatti prima ho detto, oggi, soprattutto oggi mi hanno dato un grande aiuto, perché l'assessore stamattina non c'era, era alla prima comunione del figlio. E tanti auguri allora, un applauso forte. Grazie davvero a tutti quanti. E noi siamo pronti per riprendere con le danze, Roberto.
vienimi in soccorso, Ma anche perché... soprattutto possiamo trasferirci idealmente in un'altra parte della nostra Sardegna, quel paradiso da scoprire che gode di un primato, che è quello dell'ospitalità, della buona vita, che consegna tanti ultra centenari al mondo e soprattutto quei prodotti di eccellenza che danno fede al palato di tutti. Ma poi ci sono le tradizioni che quando ritrovano l'abito tradizionale indossato da loro hanno un valore aggiunto, perché non c'è solo passione, c'è anche tanta bravura, c'è un percorso che riguarda un sentimento verso il proprio paese e quindi questo penso che sia l'aspetto davvero più bello che contraddistingue in questo caso Villagrande. La chiediamo a Fabio Scudu di accendere i suoni per accompagnare il gruppo folk San Gabriele. Questo era il ballo, Fabrizio, che ci avete regalato, però come tradizione noi accendiamo un suono e io direi di cambiare anche tipologia di danza. Che cosa possiamo fare per congedarvi? Facciamo un udillu e facciamo il saluto. Facciamo il saluto a passo di Dillu, gruppo folk San Gabriele di Villagrande Strisaili.
e grazie a Fabio Scudu che ha accompagnato questa formazione. Siamo davvero in tanti stasera in Piazza Europa e sono sicuro che siamo in tanti anche a casa. Voglio fare un passo indietro alla scorsa edizione. C'è stato un momento di quella rassegna che abbiamo dovuto replicare ben 2 volte perché è stato tanto e tale il successo che hanno riscosso in questa piazza che li abbiamo dovuti richiamare nel finale per riproporre un rituale, perché loro affiancano alle danze della tradizione anche i rituali che sono ovviamente ispirati dal lavoro di ricerca che l'associazione ha svolto nel campo etnografico, e i rituali ripropongono momenti particolari della vita sarda quasi del tutto scomparsi. Stiamo parlando dell'associazione Città di Quarto 1928, che arriva ovviamente da Quartu Sant'Elena. Un bel applauso. Ovviamente le tradizioni, gli abiti tradizionali, le rassegne a cui partecipano, la sciampitta che organizzano dal 1985. Questa sera abbiamo parlato di tanti eventi importanti e questo è uno di quelli che va a completare ovviamente la corona di perle che è appunto nel gioco di chi organizza queste manifestazioni di rilievo. E loro stasera rappresentano il rituale dell'Argia, un rituale di liberazione dal male. I contadini venivano a contatto con un ragno argia, soprattutto quando erano intenti a tagliare con le loro falci il grano. Questa puntura, la puntura di questo ragno, causava contrazioni dolorose alle braccia e alle gambe e forti crisi compulsive che venivano interpretate come uno stato di possessione. La tradizione popolare identificava l'Argia come un'anima cattiva, impersonata da una donna vedova, sposata o nubile. E allora che cosa si faceva? Per liberare dal male colui che si credeva posseduto, si procedeva ad individuare lo stato civile dell'Argia attraverso danze e canti eseguiti da donne vedove, sposate o nubili. E il terzo giorno, quando passava l'effetto del contagio, il malcapitato guariva e si rialzava in piedi. E allora che cosa accadeva? Per celebrare quella che veniva considerata un po' la sconfitta del male, si improvvisava una grande festa. Voi vedrete proprio in questo rituale la rappresentazione di quanto io vi ho appena descritto, e ci sono anche degli interpreti che accompagneranno ovviamente questo momento di festa, e sono Ignazio Frau alle launedas, Lorenzo Denoti all'organetto, la splendida voce di Peppino Patteri. Associazione Città di Quarto 1928, Quartu Sant'Elena, applauso. Io vi ciò, cos'è stane messai? Oh, puta tua moda antico, sa me se cominciata, oh. Oh, puta bello questo trigo, con saspica dorata, oh. Tua moda antico, sa me se cominciata, oh. Tonai tu sabu fai che te ne sidi. Sorute sa cuneta tu vota ricamau un'argia viudeta tada di spizzulau io ne mi
Sante picun sa spada, una tiada duelu, una giagoiada, itada puntu bellu, laire, laire, lara, laire, laire, lara, laire, laire, lai. Ditte bellezze grado soberano, che tu e rosa non darà per una terra d'antica che sono bella, ma tu ancora sei più bella, ma tu ancora sei più bella, ma tu sei. Ai! Nara mi bella sanzonetta mia. Tu con me l'amore cantuvi in poesia, appunto gusto troli un'argia bagatia. Tra la le la le la le la la le la, tra la le la la le la di le la, tra la le la le la le la la le la, tra la le la la le la di le la. La scampata de castello, la stoccano di lontano, tu pure che naritano, me la capitanessa, canto su duro si fe, non l'hai che non la tocco, caria se baraccoto, na chi batte pensa mia, a su duro se, ma su duro sia, la scampata de cresia, la stoccano di lontano, tu pure che naritano, me la capitanessa, canto su duro si pensa, non l'hai che non la tocco, caria se baraccoto, batte pizza mia, a su duro se, a su duro sia. Mariola, ce la pensava come al suento e che la vita sul marito dentro della battanata da cassola e tu zia Mariola, e tu zia Mario, o mare se ne teme, o mare se ne teme, se tromila, gusta notte mala, gusta notte mala, gusta notte mala, la da, oh, dividi da,
ba poi ding diri ding diri ding ding diri ding diri ding diri ding diri ding ding dong. Città di Quarto 1928 non è una data a caso, non è che hanno deciso di mettere un numero a fianco alla località che rappresentano, è proprio il segnale che è una storia che parte e che continua nel selciato della tradizione. E questo era il rituale, avete visto che poi si è evoluto nel finale in questa danza che ha voluto rappresentare la festa a conclusione dell'evento. Intanto vorrei che gli amici di Guasila fossero già qua, perché noi riaccendiamo con un applauso proprio l'entusiasmo di una piazza. Vi voglio ricordare fin da ora che ci sono ancora pochissime formazioni che porteranno il ballo su questo palco, dopodiché daremo un altro volto alla nostra festa perché accenderemo i suoni e i protagonisti di questa serata diventerete voi, perché noi riempiremo questa piazza di persone che ballano e quindi sarà veramente il momento più bello di questa giornata e di questa festa. Quindi adesso ci danno dei segnali che stanno a significare ovviamente che ritroviamo una sinergia in piazza e avremo poi l'occasione di presentare i nostri amici. Sono tutti pronti, il che vuol dire che quando tu mi fai così io sto a aspettare il tuo conto. 3, 2, 1, applauso in piazza a Muravera per questa 50ª edizione della Sagra degli Agrumi. Una signora è venuta e mi ha detto: ma perché continui a ricordarlo? Ma signora, perché non è detto che tutti seguano tutta la trasmissione, magari qualcuno si è sintonizzato nel frattempo e vuol sapere dove siamo e che cosa stiamo facendo e che cosa stiamo onorando. Un compleanno importantissimo, mezzo secolo di una storia scritta in questo territorio dalla comunità di Muravera e da tutti gli abitanti del circondario. Ma una piccola frase di questo racconto la scrivono stasera anche gli amici di Guasila del gruppo folk Santa Maria. Un bel applauso per Guasila, centro della Tregenta, piccola capitale del grano duro, abbiamo detto, perché ovviamente sapete il granaio di Roma, la Tregenta, aveva anche questa funzione in tempi non troppo lontani. E vedo Luigi Cordeddu pronto, così come Andrea Puddu, ed è Sallolla, il ballo che rappresenteranno. Attenzione, perché nel finale, lo dico soprattutto per gli amici turisti e visitatori che conoscono meno le nostre tradizioni, ci sarà Sasciampitta, e cioè un ballo che uno dei componenti eseguirà a testa in giù con i piedi all'insù. E anche questa è una dinamica interessante del nostro patrimonio di danza. Un applauso per Guasila.
Luigi Cordeddu e Andrea Puddu hanno accompagnato gli amici di Guasila. Qua avete perso qualcosa, quindi immagino che a me spetti il compito di restituirti il copricapo che nell'energia del ballo abbiamo perduto durante l'esibizione e la rappresentazione. E lei è l'unica che debutta stasera? Allora venite avanti, tu come ti chiami? Elisa. Vieni Elisa, Celeste chi è di voi? Vieni. Loro stasera hanno ballato per la prima volta su un palco davanti a tutti voi. Siete testimoni di un esordio. È bellissimo, è un po' il battesimo del ballo, eh? Complimenti, quanti anni hai? 12. 12 anni. Ne davo qualcuno in più, e tu? 15.
15, quindi giovanissime, speriamo di essere qua fra 50 anni a festeggiare il vostro anniversario anche, va bene? Grazie davvero. Allora potete tornare al centro, così chiediamo ancora 2 note e vi congediamo. Gruppo Folk Santa Maria di Guasila. Grazie davvero. Allora, sta per accadere quello che vi ho annunciato. Abbiamo ancora una formazione e poi sarete voi i protagonisti del gran finale con alcuni dei musicisti più richiesti dell'isola che stasera si sono riuniti in una formazione inedita apposta per questo finale, per questo gran finale della 50esima edizione della Sagra degli Agrumi di Muravera. Ma nel frattempo il gruppo folk Sant'Anna di Tortolì mi abbraccia, idealmente, mi circonda, è vicino a me per regalare questa danza dal repertorio, un ballutundu, Francesco Rue Pronto. Qua siamo in quella porta d'Ogliastra che si apre dal mare su quell'anfiteatro che è scrigno veramente di tesori meravigliosi, qual è appunto l'Ogliastra. Un applauso per Tortolì, gruppo folk Sant'Anna.
Grande applauso, guardate, protagonista vero di questa sagra è il pubblico meraviglioso che ha seguito tutto. Anzi, io voglio andare giù. Se mi seguite andiamo insieme. Chiedo a Carlo, anche perché da qua voglio ringraziare moltissimo tutti coloro che hanno collaborato, tutti. Abbiamo già salutato il Comune, la Proloco, le associazioni, ma vorrei salutare Videolina che insomma sta trasmettendo con un applauso forte. Vorrei salutare Sardegna Live che ha organizzato tutto questo e ha trasmesso ovviamente gli eventi. Un applauso alla squadra di Sardegna Live e la SVL Sinergie di Marco Zoa, un bacio a Valeria, un abbraccio a Emanuele, che hanno amplificato i nostri suoni, a tutto lo staff di professionisti ovviamente al seguito. Quindi un applauso anche a loro. Andiamo giù, venite con me. Carlo, seguimi perché la presentazione del gran finale la voglio fare giù, sperando di non fare danni. Non copritemi ovviamente la telecamera perché così abbiamo modo proprio di raggiungere pian piano il centro della piazza. Ecco, intanto fatevi un bel applauso forte perché questo è il vostro momento. Guardatevi qua, siete i sopravvissuti di una giornata lunghissima. Carlo, un bel applauso per loro, una bella inquadratura, eccoli qua. Grande festa, davvero, e non potevamo che chiuderla da qua. Chiuderla si fa per dire perché il mio saluto arriva qua e vi saluto ovviamente anche a nome di Roberto che a questo punto con le Launeddas affiancherà la formazione che per l'occasione abbiamo voluto davvero creare per questa iniziativa. Mi sono appuntato i nomi perché sono tanti, a cominciare da Salvatore De Riu con la sua chitarra, Giuseppe Tedde, le percussioni, e ancora Peppino Bande che torna col suo organetto, Roberto Tangiano lo abbiamo appena menzionato e davvero ha fatto un lavoro infaticabile. Vogliamo fare un applauso solo per Roberto? Ha presentato, ha messo in piedi un'organizzazione, la diretta, ha curato insomma i rapporti con tutti. E poi le due voci, quella di Tonino Pira e di Gianmichele Lai. Quindi li vedo già pronti, ancora qualche secondino per mettere a punto un suono. Che dire, è stata una meravigliosa esperienza, ricca di suoni e di colori. Speriamo di avervi tenuto compagnia, lo faremo ancora. Sapete che cosa accade adesso? Che loro suonano e loro ballano, quindi ci piacerebbe proprio che ci fosse questo gran finale danzato qua in piazza. Ci siamo quasi, ancora un secondo, mi fanno così, un secondo, non so più che cosa dirvi, se non che è stato bello, che speriamo di ritrovarvi con lo stesso entusiasmo anche il prossimo anno, quando onoreremo
la 51esima edizione della Sagra degli Agrumi di Muravera. La Sardegna è meravigliosa perché ha sempre qualcosa da offrirci, come questi suoni e queste voci nel gran finale. Grazie a tutti, applauso e andiamo a ballare! In coro siamo venidos a cantare a Muravera queremos saludare. Che vinco andrà, sabia chi porta sopra un sola sola, sabia chi porta sopra un sola sola, con Maria, con Maria, poni musa panda, ma con Maria, con Maria, poni musa panda.
saccheria Cardordei stalla, e saccheria Cardordei sta. Ma in mezzo andato un oronzino, a Comarano aperto sul giardino. Dighi 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 tera, dighi 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 tera, dighi 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 dighi. Capinantero se la pagare, ma capinantero se la finanzero, capinantero se la pagare. Dindiri dindiri da, dindiri dindiri bella, dindiri dindiri da. Vida Marco Zero, e con tutta vida Marco Zero, presta mamma di stimo e lavoro, presta mamma di stimo e lavoro, che manda tu sempre da su po', dighi 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 tera, dighi 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 te, dighi 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 tera, dighi 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 te.
hanno di stato sul patrono, due hanno di stato sul patrono, due hanno di stato sul patrono. Vinamentaschi la maestra, la vinamentaschi la maestra, vinamentaschi la maestra. Come lo può tornare scherzo, ma come lo può tornare, ma come lo può tornare, come lo può tornare scherzo, ma come lo può tornare scherzo, ma come lo può tornare scherzo, ma
tu attordire sachido, attordire sachido, zamarischi, che non bisogna marischi, marischi, che non bisogna, pova che sono coglio io, pova che sono coglio io. Io babbo non mi più, chi mi trucchi su coro, chi mi trucchi su coro, torre mezza de oro, lo capo dalla torre tua, lo capo dalla torre tua, ma gli schicchi non si cu, a te non si può decubare, non si può decubare, abbacca, tu batti mare, curre, bacio bene mio, bene marito mio, bene, su bene marito mio, chi che ti monta il bambino, chi che ti monta il bambino, lo allo, una capovedo, una mano una minore, una mano una minore, poi c'è sitte dolore, su chi io sono frinne, sabe se chi ne pare, che tu paradore, pare ca, poi ma è beni Maria e merenda, ma beni Maria e merenda, e beni Maria, Maria, e beni Maria, Maria, e beni Maria e merenda, beni Maria e merenda, ma gatti da pani frutto, gatti da pani frutto, ricca torra mesa gusto, ma ricca torra mesa gusto, e da patara te la prenda, e da patara te la prenda. E beni Maria, Maria, e beni Maria, 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 e beni Maria, Maria, e beni Maria, Maria, e beni Maria, Maria, e beni Maria e merenda, ma beni Maria e merenda, ma gatti da pani frutto, gatti da pani frutto, sì che torra mesa gusto, ma la patara te la prenda, la patara te la prenda, ma la patara te la prenda.
bardellina rosa